22 ottobre 2017, 22 ottobre 2019, a 2 anni esatti dal referendum che portò oltre 2.270.000 veneti a mettere una X sul sì per l'autonomia della regione, si riapriranno i negoziati con il governo. Ad annunciarlo il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che ha fissato proprio per il 22 ottobre l'incontro con il governatore Luca Zaia. Giorno scelto a caso? Chissà, forse sì, ma molti veneti sperano che questa data ormai storica segni una svolta decisiva nella trattativa con Roma. Questa mattina ho firmato le lettere indirizzate ai presidenti delle regioni che hanno già avviato l'iter sull'autonomia differenziata per far riprendere i confronti. Si riparte dalla regione Veneto, la cui delegazione è attesa per martedì 22 ottobre, ha affermato Boccia, che ha poi aggiunto che parallelamente al lavoro in corso sulla legge quadro è necessario avviare immediatamente il confronto bilaterale tra le singole regioni e i ministeri competenti. Ma il ministro si è spinto oltre. Entro fine anno, ha aggiunto, vorrei portare in Parlamento la legge quadro che consente un'attuazione dell'autonomia differenziata in una cornice da Stato unitario che permette ad ogni regione di camminare con i propri ritmi e di fare le proprie scelte rispetto all'idea di sviluppo che si ha. Se da un lato dunque riparte la formale trattativa, dall'altro anche la piazza si mobilita per chiedere un'accelerazione dei tempi. Se l'autonomia entrerà solo sottovoce nella manifestazione sabato a Roma della Lega contro il governo giallorosso, si farà invece sentire prepotentemente nell'appuntamento organizzato a Venezia da Marino Finozzi sul ponte di Rialto, quando, manco a dirlo, il 22 ottobre. Io penso sia legittimo e democratico che tutti facciano le proprie manifestazioni nel rispetto delle leggi e della libertà altrui, non ci vedo nulla di scandaloso. Insomma, direi che per l'autonomia e per il Veneto tutto quello che non strozza ingrassa. Ben vengano dunque le manifestazioni di piazza per mantenere alta l'attenzione sull'autonomia, spiega Zaia, che poi però chiarisce. Ho dimostrato con i fatti come si fanno le cose. Ho portato a casa le Olimpiadi quando tutto il mondo si stava distraendo da un'altra parte. Ho portato a casa il patrimonio dell'umanità per le colline di Valdobbiadene e nel Conegliano quando gli altri ormai non ci credevano più. Ho portato a casa la partita della Pedemontana quando tutti la consideravano ormai persa, invece concludiamo il cantiere 2020. Io sono abituato a lavorare, le altre robe le lascio agli altri, sono un pratico, un pragmatico.